Dopo tanti anni ritorna la settimana pirandelliana al Teatro dell'Efebo. Sì, allora avremo la gioia di presentare quest'anno la Silenzio. 36esima edizione della settimana pirandelliana con 3 eventi di tutto rispetto. Gli ultimi 3 sabati di agosto, il 16 ci sarà il notturno pirandelliano per la regia di Francesco Bellomo, sono 2 atti unici. Primo atto unico è L'uomo dal fiore in bocca con Corrado Tedeschi e Paolo Di Noto, mentre il secondo atto unico è All'uscita con Deborah Caprioglio e ci sarà il piccolo attore della compagnia, il piccolo Emanuele Sant'Angelo, la nostra promessa grigentina del teatro. Il 23 è uno spettacolo particolare di teatro e danza all'ombra del caos che si rifà all'altro figlio di Pirandello per la regia di Orazio Torrisi con le coreografie di Silvana Lo Giudice, mentre il 30 ci sarà il Gran Galà Pirandelliano che si comporrà nella prima parte la 16ª edizione del Premio Montalbano, che verrà quest'anno la consegna del riconoscimento a Mario Incudine, che poi sarà il protagonista della seconda parte dei quadri di Violà, a Stefano Trizzino, Camillo Mascolino, Lorenzo Reina, che è il costruttore ed ideatore del Teatro Andromeda, Tom Sinatra, il nostro musicista, e Patrizia Russo, come nota agli agrigentini e anche a tutto il territorio nazionale, con il brand Marinisa Bag, che ha coniato e che l'ha resa famosa in tutto il mondo. E per l'occasione presenterà in esclusiva una nuova poffa, una nuova borsa, con il tema della settimana pirandelliana del Teatro dell'Efebo. Noi speriamo che il pubblico, che tanto si è detto nostalgico in questi anni della settimana pirandelliana, risponda, che venga ad assistere agli spettacoli, e speriamo ovviamente che rimanga contento e che il prossimo anno si possa organizzare una settimana pirandelliana ancora più grande, con altri spettacoli e magari con una prima nazionale. Dopo 17 anni torna la politica, torna anche, voglio dire, la settimana pirandelliana al Teatro dell'Efebo. Noi ci tenevamo tantissimo perché è un punto di svolta. Agrigento quest'anno è stata capitale italiana della cultura, ma per me diventa un punto di inizio e non un punto di fine, diciamo. Quindi noi siamo a proporre non solo la settimana pirandelliana, ma tante altre manifestazioni che porteranno, voglio dire, la provincia sempre più in alto. Una cosa importante è che fino adesso il teatro ha riscosso, diciamo, grandi risultati, abbiamo avuto quasi tutte le sere il sold out, speriamo che continui così fino alla fine. E comunque noi ci teniamo tantissimo a, diciamo, promuovere la cultura in senso lato, a promuovere anche i territori, per cercare di dare una crescita non solo culturale ma anche economica e di rinnovamento nei confronti dei giovani e delle nuove generazioni.